Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati in diretta anche oggi con 20:10, l'approfondimento consueto e quotidiano dei nostri telegiornali. Benvenuti agli ospiti che sono qui con noi in studio questa sera. Federico D'Inca, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera onorevole, buonasera. Grazie per essere qui con buonasera noi. A tutti, grazie per l'invito. Ed Andrea Levorato, presidente di ETRA, la società pubblica che è affidataria del servizio di acqua rifiuti in 75 comuni tra Padovano, Bassanese, Altopiano di Asiago, insomma l'Alta Padovana e il Vicentino. Buonasera, grazie per essere qui con noi. FAS, lo stato delle acque del Veneto, è l'argomento della puntata di oggi. Parleremo quindi di acqua, dello stato di salute delle nostre acque, del nostro territorio, ma spazieremo anche su altri argomenti. Volevo approfittare della presenza qui con noi dell'onorevole D'Inca per quanto è successo oggi al Senato. Lei è un parlamentare alla Camera, però insomma ha destato parecchio scalpore questa bagarre in aula in occasione della votazione per il decreto sullo Ius Soli. Si è giunti alle mani, uno spettacolo insomma sicuramente poco edificante per quelle che sono le nostre istituzioni. Beh sì, senza entrare all'interno della problematica dello Ius Soli, sicuramente all'interno della Camera e del Senato occorre sempre ricordarsi che siamo all'interno delle istituzioni di un paese democratico, e dobbiamo sicuramente porre l'attenzione a non diciamo, portare verso la violenza o dare atti di violenza che poi vengono anche replicati all'esterno della Camera e del Senato. Come Movimento 5 Stelle a noi spesso è capitato di manifestare all'interno dell'Aula, abbiamo preso anche numerosi giorni di sospensione. Io vengo da 15 giorni di sospensione, ma insomma per alzare un foglio. Mai è successo prima di poter entrare in fasi di violenza come oggi. Credo che sia veramente un momento molto difficile, credo che l'argomento sia stato preso da una parte e dall'altra come mezzo per poter portare una polemica all'interno delle aule parlamentari, in particolare del Senato. Noi sullo Ius Soli ci siamo astenuti perché crediamo che bisogna fare una valutazione molto più attenta, che esca da una visione semplicemente semplicistica del momento in cui diciamo da una parte vi sono le vittime di questi naufragi in mezzo al mare, anche bambini, e dall'altra invece si cerca di poter raccattare voti attraverso insomma, le polemiche sui migranti e sui profughi. Ecco, astensione, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, che però per quanto riguarda il Senato significa voto contrario di fatto. Noi ragioniamo sul fatto di astenerci perché noi riteniamo fondamentale che vi sia una visione europea, visto che chi diventa cittadino del nostro paese poi diventa chiaramente cittadino europeo. Dall'altra parte non parliamo di numeri elevatissimi in questi casi, per quanto riguarda le Ius Soli. Crediamo che vi sia tutta la possibilità di poter fare un ragionamento compiuto in cui anche l'opinione pubblica possa convergere su una conoscenza maggiore, altrimenti diventa semplicemente un voto fatto al Senato con delle persone che protestano e qualche ministro che magari finisce all'ospedale, per cui indecoroso oggi vedere quello che è successo. Tra l'altro credo che sia stata dei movimenti insomma, anche insomma, molto presenti sul territorio veneto come la Lega a dare un cattivo spettacolo oggi al Senato. Ecco, l'argomento è quello dell'immigrazione, che è stato uno dei temi più caldi della recente campagna elettorale. Ne abbiamo parlato molto nel corso degli approfondimenti di questa settimana per quanto riguarda il post voto, poi insomma si vedrà come andranno i ballottaggi per quei comuni che ancora dovranno votare il 25. Intanto insomma nel nostro territorio sicuramente le performance del Movimento 5 Stelle non sono state quelle sperate. Ma per noi sempre le amministrative non sono sicuramente un tema facile, abbiamo presentato molte liste anche quest'anno, oltre 180, abbiamo raggiunto alcuni ballottaggi, abbiamo saputo mantenere Sarego nel territorio vicentino, che per noi è il primo comune 5 Stelle, quindi con Roberto Castiglione, abbiamo perso Mira, è innegabile, non abbiamo fatto i risultati che volevamo fare, questo è anche, lo possiamo mettere sul piatto, abbiamo tenuto in molti luoghi e su altri invece abbiamo sicuramente pagato le tante liste civiche che sono presenti, e giustamente si presentano all'interno dei comuni, ma molte
sane, altre insomma sono liste civiche di appoggio a partiti politici e che hanno insomma una valenza politica. Credo che comunque io sento una forte vicinanza al Movimento 5 Stelle, credo che sia completamente diversa la situazione alle prossime politiche, credo che riusciremo sicuramente a mantenerci a quei livelli che ci possono permettere di puntare, insomma, andare al governo del Paese, e credo che in Veneto stiamo facendo un ottimo lavoro. Del resto, io ripeto, le amministrative sono sicuramente un tema molto locale, chi si presenta con 4, 5, 6 liste in appoggio è molto più forte di chi come noi va con un simbolo del Movimento 5 Stelle, ci mettiamo alla faccia e credo insomma che abbia una sua valenza. Se oggi forse sembra di aver fatto un passo indietro, di fatto insomma è semplicemente un prendere la rincorsa per riuscire a fare un balzo in avanti ancora più lungo. Che è quello che ha detto Grillo anche, no? Nell'immediatezza insomma, io credo che sia una cosa, risultato elettorale nel suo come vedete insomma, blog. non è che sentiamo insomma, questa pressione, siamo un movimento molto giovane, abbiamo 7 anni, sicuramente tutto è migliorabile, riusciremo insomma, a poter dare nei prossimi anni maggiore spinta alle amministrative locali e far capire ancora di più il concetto. Poi io ripeto, sicuramente i candidati erano comunque pochi a livello amministrativo, qualche settimana fa anche Borrelli si era un po' lamentato nel nostro territorio, in pochi avevano colto questo invito a candidarsi, cioè in parecchi comuni la lista del Movimento 5 Stelle proprio non c'era. Ma guardi, noi abbiamo fatto 24 liste nel Veneto anche quest'anno, in quasi tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti. Credo che il nostro lavoro l'abbiamo fatto bene, dopodiché è sicuramente difficile, vengo da un territorio dove ci sono numerosissimi piccoli comuni, e in quei comuni là sicuramente è difficile poter raggiungere anche la possibilità di fare delle liste locali del 5 Stelle. Abbiamo degli attivisti sparsi in tutto il territorio veneto, persone che ci mettono l'anima tutto il giorno, che portano avanti con banchetti, con attività sul territorio, dove non siamo entrati all'interno dei comuni, siamo comunque molto vigili sul territorio e porteremo avanti i nostri principi. Ecco, allora diciamo chiudiamo per il momento questa pagina dedicata alle elezioni, veniamo al tema di cui si parlava all'inizio della puntata, che è quello che dà anche il titolo, ed è lo stato delle nostre acque. Andrea Levorato, presidente di ETRA, si occupa di acque con questa azienda, ma non solo, ma insomma lo stato dell'acqua qual è, anche perché soprattutto il territorio nel quale voi operate in questo momento è al centro di questa grande preoccupazione determinata dall'inquinamento da PFAS. La ringrazio intanto per avermi invitato e per poter spiegare un po' cosa fa l'azienda e dove opera. Il nostro è un territorio molto vasto, come diceva all'inizio, che va dall'altopiano di Asiago e raccoglie tutti i comuni del Bassanese, del Cittadellese e avvolge la cintura di Padova. Siamo a cavallo quindi tra la provincia di Vicenza e la provincia di Padova. Il nostro per fortuna non è un territorio che vive l'emergenza del FAS. L'emergenza FAS viene vissuta in un'area diciamo così, del Vicentino più a occidente e prende una parte della zona sud di Padova. Noi abbiamo per fortuna un'acqua buona, un'acqua d'eccellenza, perché la nostra falda è una falda profonda e di qualità. Monitoriamo costantemente le nostre falde, svolgiamo annualmente circa 48.000 analisi, questo per garantire un'acqua sicura ai nostri cittadini. Il problema FAS, il problema inquinamento nel Veneto è un problema che lo viviamo a macchia di leopardo e credo che le varie aziende debbano operare aumentando il numero di investimenti, ma anche collaborando e implementando le sinergie tra aziende dell'idrico. Ecco, a macchia di leopardo, appunto la interrompo, chiedo scusa, perché non c'è solo l'inquinamento da PFAS, che ovviamente è il fenomeno più preoccupante in questo momento nella nostra regione, ma ci sono anche tanti altri casi, magari meno estesi, di inquinamento, ma insomma che destano altrettanta preoccupazione nei cittadini interessati. Pensiamo ad esempio anche nel Trevigiano, l'inquinamento da mercurio della falda nei comuni a sud della provincia, quindi è da pensare un po' a livello generale questo monitoraggio dello stato delle nostre acque. Sì, purtroppo assistiamo continuamente ad aree che fanno emergere elementi inquinanti, anche nuovi, innovativi. I FAS qualche tempo fa non si pensava di poterli trovare
nell'acqua potabile, anche i diserbanti stessi non si pensava di trovarli nelle falde profonde, oggi ci sono anche alcuni casi invece di inquinamento da diserbanti. Bisogna investire molto nell'ambiente e preservare quelle aree del territorio che ci sono e sono per fortuna la stragrande maggioranza, parlo del territorio veneto, dove non ci sono contaminazioni. E credo che tra le aziende dell'idrico debba emergere un grande spirito solidaristico, e cioè chi ha acqua buona, come ad esempio il nostro territorio, la deve dare a quelle aziende, a quelle aree, a quegli utenti, a quei cittadini, a quei comuni che invece vivono situazioni di emergenza. È fondamentale questo. Già tra le aziende dell'idrico del Veneto esiste una importante realtà che è Viveracqua, un consorzio nato qualche anno fa tra le aziende dell'idrico, e proprio sulla spinta di questa emergenza da inquinanti emergenti si è pensato di creare un laboratorio comune, cioè investire le proprie risorse economiche e anche le nostre professionalità, perché abbiamo delle professionalità eccezionali all'interno delle nostre aziende, metterle a disposizione per fare analisi, per anticipare eventuali azioni laddove si possono creare delle situazioni, delle perturbazioni nell'ambiente e nelle falde. Le sinergie sono secondo me una delle azioni da fare tra aziende dell'idrico, ma grandi investimenti devono essere fatti anche per abbassare tutti i livelli di inquinamento e in modo tale che non vengano riversati nell'ambiente elementi inquinanti. Ecco, l'elemento della depurazione anche degli rifiuti naturalmente rientra in questo circuito, insomma, se vogliamo dire virtuoso. Onorevole D'Inca, l'ambiente quindi è un bene sicuramente da preservare, troppo spesso trascurato nel nostro territorio, nella nostra regione. Ma l'ambiente vuol dire salute. L'ambiente vuol dire salute. Se l'ambiente è fortemente inquinato, la salute è fortemente messa in discussione. Ma io aggiungo anche una cosa, insomma, la Miteni è un problema aperto ormai da anni, ormai noi abbiamo fatto una battaglia profonda sui FAS, credo che senza il Movimento 5 Stelle, senza il sindaco di Sarego del 5 Stelle Roberto Castiglion, senza l'intervento dei consiglieri della Regione Veneto del 5 Stelle, oggi forse non parleremo in questa maniera dei FAS, oggi non avremmo scoperto, insomma, tutto quello che c'è dietro alla Miteni. Tra l'altro è del NOE oggi, il NOE di Treviso, che appunto ha fatto una richiesta alla Regione di provvedere, insomma, di riuscire in qualche maniera a poter intervenire con un ente adeguato per la bonifica appunto dei terreni. È stato siglato proprio oggi questo accordo. E questo è fondamentale, però abbiamo un ritardo mostruoso. Perché? Perché il nostro esposto appunto in procura sulla situazione appunto del FAS è di aprile 2016, a luglio abbiamo interrogato la Regione appunto per chiedere questa cosa che poi è stata chiesta da parte del NOE, di poter intervenire in fretta. Si è perso un anno prezioso per poter iniziare appunto a disinquinare, a poter togliere, diciamo, la madre dell'inquinamento che è appunto la Miteni stesso, e noi chiediamo la chiusura della Miteni, noi chiediamo anche che la Miteni abbia anche il coraggio di poter bonificare la zona appunto dove l'azienda in questo momento è situata. Sono cose che chiediamo e credo che sia opportuno, insomma, che vi sia una convergenza sulle posizioni del Movimento 5 Stelle, ma che sono di salute pubblica, da parte di tutte le forze politiche e da tutti gli attori in gioco. Quindi io chiedo anche a te, appunto, che se sei sul territorio, di poter far fronte comune, perché la problematica, come tu ben sai, insomma, è assolutamente importante ed è una problematica che avremo nei prossimi anni, per parecchi anni, quanto come il mercurio nella bassa trevigiana, appunto, tra Paese, tra Quinto, dove appunto molti pozzi sono chiusi perché inquinati con il mercurio, ancora non si sa da dove questo mercurio venga. Ecco, io credo che insieme bisogna riuscire a fare fronte comune, perché l'inquinamento appunto è una causa di mortalità, e poi insomma capire se nel passato la politica ha chiuso un occhio, se sul territorio hanno chiuso gli occhi, e quindi i nostri esposti fatti nel passato diventano importantissimi perché la magistratura possa indagare, possa andare fino in fondo
e possa quindi anche scoprire insomma, se vi sono delle colpe da parte ulteriore e al di fuori di quelle soltanto, di quello che noi crediamo della Miteni. Ecco, ha lavorato quindi fare squadra per l'ambiente. Certo, bisogna fare squadra e mettere insieme tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Dicevo infatti all'inizio, noi come società dell'idrico ci siamo riuniti e stiamo fronteggiando questo. Mi pare anche che la stessa Veneto Acque stia affrontando un piano imponente di investimenti per portare l'acqua buona lì dove ci sono situazioni di emergenza. È evidente che bisogna anche fare in modo che quei soggetti che in qualche modo inquinano non siano più messi nelle condizioni di inquinare, perché purtroppo quando il pasticcio è stato fatto ci rimettiamo tutti. La questione deve essere posta sul fronte della prevenzione, cioè impedire che si riversino sostanze inquinanti nell'ambiente. Questo innanzitutto nasce da una buona educazione civica, da comportamenti corretti anche da parte degli imprenditori, da una normativa chiara, perché è importante anche che ci sia una normativa chiara e che dica quali sono le concrete modalità per smaltire i reflui o industriali o fognari. Noi abbiamo investito come azienda tantissimo, investiamo circa 35 milioni di euro all'anno nel settore idrico del nostro territorio. È stato investito tantissimo nel passato e se oggi dai nostri rubinetti esce un'acqua buona lo dobbiamo proprio anche ad investimenti mirati nel settore idrico che hanno permesso quindi di avere un ambiente sano nel territorio di Etra. C'è un problema di 120.000 persone che bevono FAS adesso. Sì, ma non in territorio Etra. Stiamo parlando di acque buone, mi hai detto prima. Sì. Rimane un problema gravissimo che rischia di allargarsi a 400.000 persone. Stiamo parlando di migliaia di persone sul territorio, tantissimi comuni investiti da questa cosa che durerà nel corso degli anni. Io ripeto, abbiamo perso un anno dove si poteva già intervenire e abbiamo la difficoltà, come tu dici prima, di portare l'acqua buona. Abbiamo persone che in questo momento sono ancora sottoposte ai FAS. Tutto questo secondo me ha delle colpe enormi. Tu giustamente hai detto che occorre avere la prevenzione, che vi sia un lavoro di squadra con imprenditori, industriali della zona e ci mancherebbe altro, ma dall'altra chi ha le colpe che venga punito, perché altrimenti andiamo da nessuna parte. Io ieri ho chiesto anche al Ministro Orlando in un question time alla Camera di poter avere le risorse per la Procura di Treviso, dove di fatto fino all'altro giorno mancavano i magistrati. Per la questione delle banche, no? Adesso ne parliamo, allora bene, tra pochissimo c'è la pubblicità, la regia la chiama, noi ci rivediamo tra qualche istante. A tra poco restate con noi, 20:10. Rieccoci in diretta con 20:10, l'onorevole Federico D'Incà, deputato del Movimento 5 Stelle, d'Andrea Levorato, presidente di Etra. Ci stava parlando del question time di ieri con il ministro Orlando, ma volevo prima chiudere il discorso dell'acqua perché si diceva no, è doveroso portare l'acqua buona a chi non ce l'ha e purtroppo in Veneto ci sono tanti comuni che in questo momento stanno vivendo questa emergenza, ma praticamente è possibile portare, non dico da domani, ma insomma il prima possibile l'acqua buona a questi comuni, perché ci sono tante persone che stanno continuando a bere dell'acqua che buona non è, che è inquinata. Sì, questo è possibile, già lo facciamo. Etra approvvigiona alcune zone, alcune aziende del Veneto che in qualche maniera soffrono di inquinamento o che sono potenzialmente in sofferenza. Servono interventi massicci e investimenti importanti perché tante sono le zone che non sono ancora collegate con infrastrutture necessarie che possano consentire di approvvigionare quegli acquedotti che oggi vivono in una situazione di emergenza da FAS. Dicevo prima che servono tanti investimenti a livello regionale, Veneto Acque so che si è attivata in questo senso e servono ora tempi molto rapidi perché ovviamente questi sono territori che vivono quotidianamente una situazione emergenziale e noi ci siamo.
Veneto Acque si sta impegnando, Viveracqua, che è una realtà veneta molto importante che fa squadra tra le società dell'idrico, sta mettendo a disposizione grandi professionalità. Stiamo progettando e realizzando il più grande laboratorio di analisi dell'acqua del Veneto e uno dei più grandi d'Italia. Questo consentirà quindi di monitorare costantemente il nostro territorio, l'acqua che beviamo, e questo nell'interesse degli utenti. Ecco, onorevole D'Inca, stava parlando prima della pubblicità di questo question time. Ieri alla Camera lei si è rivolto direttamente al ministro Orlando per chiedere che cosa? Perché oggi è già arrivata anche una risposta del ministro, insomma, relativamente alle banche, ai rinforzi che chiedeva la Procura di Treviso. Ma è chiaro che stiamo assistendo intanto a una lentezza nella risoluzione, che noi tutti ci auguriamo, delle problematiche delle due banche venete. Finalmente il governo ammette che il bail-in non doveva entrare nel 2016 ma doveva entrare nel 2018, che gli euroburocrati hanno commesso degli errori madornali nei confronti del nostro paese, hanno messo in difficoltà un sistema bancario che, per l'amor di Dio, vacillava, con dentro dei personaggi che dovevano essere tolti da quelle banche come Consoli e Zonin ben anni prima, e con un controllo sicuramente deficitario, secondo noi, da parte di Consob, ma soprattutto da parte della vigilanza di Banca d'Italia. In tutto questo affrontiamo oggi una problematica che manca 1,2 miliardi dei privati, quindi di altre banche da investire all'interno, con un territorio che pende dalle labbra di queste due banche, che sono enormi sul territorio veneto, incredibilmente enormi, con mutui baciati e con risorse tolte al territorio, e con la difficoltà di avere giustizia. Perché poi di questo si parla di 3.000 esposti e denunce fatte da 100.000 azionisti di Veneto Banca, i quali prima nel 2015 erano in procura di Treviso, poi sono andati a Roma, poi tornati a Treviso, e di fatto in questo periodo abbiamo perso 2 anni. Siccome poi alla fine i reati che poi ci sono all'interno hanno una prescrizione a 6 anni, a 10 anni, per quelli a 6 anni vi è un timore fondato che molti possono cadere in prescrizione. È un allarme questo che era stato lanciato anche dai nostri microfoni dal procuratore Dalla Costa, perché proprio questi fascicoli sono tornati indietro a Treviso esattamente tali e quali, un anno circa dopo, tali e quali. Ma abbiamo perso 2 anni, come erano stati. Perso 2 anni. Allora io ho raccolto il grido appunto della Procura di Treviso, l'ho portato in Parlamento, l'ho esposto appunto in questo question time, in cui chiedo giustizia, perché il Veneto non può essere soltanto portato a riconoscere uno Stato quando bisogna pagare le tasse, ma il Veneto deve avere riconosciuta giustizia da parte di quello Stato che sta assistendo praticamente impotente alla distruzione dell'economia di una delle regioni, insomma, insieme alla Lombardia, che di fatto sono le locomotive del nostro paese. La risposta è stata data dicendo che in parte, e in parte forse è anche vero, è stato messo alcuni magistrati in più, che appunto mancavano. Rimane un problema di Vicenza anche, rimane un problema di Venezia, quindi 2 procure molto importanti. Ricordiamo che il Mose rischia la prescrizione a Venezia e andrà in prescrizione alcuni reati a settembre del 2017, perché mancano i magistrati e perché mancano le risorse del personale, delle task force vere e proprie, per dimostrare che lo Stato esiste. Lo Stato in queste situazioni deve esistere. Giustizia va fatta, va bene, io non posso dire se riavranno i soldi come li avevano prima, ma se hanno subito un danno da parte di persone che lavoravano all'interno di Veneto Banca, queste persone, questi cittadini veneti devono avere giustizia in tempi certi e con un adeguato riconoscimento all'interno delle procure da parte del Ministero per quello che può fare. Per il CSM dall'altra parte basta che non vi sia il rimbalzo di colpe tra uno e l'altro, tra il CSM, tra il Ministero, che di fatto, se non stai attento, il Ministro della Giustizia diventa il Ministro delle Cancellerie in questo Paese. Ma io credo che si deve adoperare con forza perché la Procura di Treviso abbia magistrati e personale, e perché riusciamo a fare chiarezza, e perché i colpevoli, come per i FAS, devono andare in galera. Punto e basta.
E questo sembra uno dei grossi problemi del nostro paese, che alla fine chi ha le colpe non paga mai. Ma questo è un paese, ma il Veneto, noi abbiamo avuto il Mose e nessuno si è accorto di nulla. Hanno governato con Galan, nessuno si è mai accorto di nulla. Ma stiamo scherzando? Non si sono accorti di quello che faceva Galan, non si sono accorti di Chisso, non si sono accorti del Mose, non si sono accorti della Pedemontana Veneta, non si sono accorti del Project Financing, non si sono accorti dei FAS, non si sono accorti di Veneto Banca Popolare di Vicenza. Bisogna avere delle fette di soppressa davanti agli occhi, mica da poco, per non essersi accorti di nulla. Tutto questo in un territorio che siamo eccezionali, perché i veneti sono persone eccezionali, ma che lavorano e poi tacciono. E anche oggi non battono ancora i pugni sul tavolo abbastanza per farsi sentire. Io ieri ho voluto portare davanti a un ministro che tra l'altro mi ha fatto anche, posso dire una parolaccia, mi ha fatto incazzare, perché giocherellava col cellulare, stava giocherellando mentre io parlavo, e infatti gli ho detto piuttosto di venire in aula a parlare con lei, meglio parlare con un muro, almeno parlerò col muro. Lei non ci può rappresentare in questa maniera. Io spero che si sia rivisto, abbia ascoltato, e gli ho chiesto appunto di adoperarsi al massimo anche al di fuori delle competenze per portare il personale e portare le risorse necessarie, perché i veneti vogliono avere giustizia. Non basta pagare le tasse, noi vogliamo lo Stato anche quando è ora di avere giustizia. Ecco, i veneti sono delle persone eccezionali, su questo credo che i cittadini del Veneto non abbiano dubbi. Si parlava dell'ambiente prima, ambiente come acqua, ma ambiente anche come rifiuti. Nel Veneto infatti siamo tra i primi in Italia e ci distinguiamo proprio per la raccolta dei rifiuti, vero Levorato? I comuni ricicloni, insomma, nel Veneto sono sempre alle primissime posizioni e premiati per i risultati, le ottime performance che si raggiungono nello smaltimento dei rifiuti. Sì, il territorio veneto è un territorio d'eccellenza in materia di differenziata nell'ambito dei rifiuti. Lo stesso comune di Treviso, anzi il territorio trevigiano, ha un'azienda contarina che raggiunge veramente dei risultati eccellenti, mi pare superi abbondantemente la soglia dell'80% di differenziata. Anche noi come territorio di Etra abbiamo dei numeri interessanti, superiamo il 70% di differenziata e puntiamo al 2020 con una differenziata del 76%. Differenziare significa innanzitutto benefici per l'ambiente, significa inserire un concetto importante, cioè il rifiuto non viene più visto come un qualcosa che ha esaurito il suo ciclo vitale, ma può diventare una risorsa. Se è una risorsa può essere reimmesso nel ciclo produttivo e quindi ha un suo mercato. Ciò che si ricava da rifiuto va ad abbassare la bolletta dell'utente e può produrre energia. Lei pensi che Etra, la società che ho l'onore di presiedere, è diventata autosufficiente per il 25% dell'energia elettrica. Questo perché utilizza il rifiuto umido per ricavare biogas. Il biogas va ad alimentare dei motori e questi motori producono energia elettrica. Quindi lei pensi che abbiamo una bolletta elettrica di circa 10-12 milioni all'anno, perché i nostri impianti sono energivori. Risparmiare 3 milioni di euro sulla bolletta elettrica è un risultato importante, e questo lo facciamo perché siamo riusciti a differenziare bene e a differenziare anche in maniera qualitativamente buona. E questo possiamo dire è un applauso che facciamo ai tanti cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata. Purtroppo devo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è terminato, sono moltissimi gli spunti interessanti, speriamo di poterli magari approfondire in un'altra puntata. Un ringraziamento quindi all'onorevole D'Inca per essere stato qui con noi e ad Andrea Levorato, presidente di Etra. Buonasera. Noi ringrazio voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo domani sera come sempre alle 20:10. Buona serata.